Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in questa micro pillola del vostro Marietto Veneziano. Oggi parliamo di cosa è successo più o meno 2000 anni fa, no? Perché il vostro Marietto per parecchi anni è un cristiano evangelico. Ma prima di iniziare questo, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di YouTube di De Caro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi social, in cui Face lasciamo nei nostri gruppi e anche in altri circuiti radionici quadranti e radiostesici funzionanti gratuiti. Poi abbiamo il sito capitano.altavisti.org, i link sono sotto qui in descrizione dove potete scaricare gratuitamente 20 ebook con le istruzioni in cui ci sono dentro quadranti radionici, quadranti radiostesici e circuiti radionici e anche 4 libri di chirologia, tutti gratuiti. Link sempre sotto in descrizione. In più, se volete, potete acquistare dei servizi a pagamento del decano veneziano. E abbiamo anche il gruppo di Telegram dove vi potete unire. Bene, parliamo un po' di una sera di circa 35 anni fa più o meno, quando a un certo punto io parlavo sempre di quello laggiù, di 2000 anni fa, insomma, che si era fatto mettere in croce. Allora il capitano delle Alpini di Torino cosa ha fatto? Mi ha detto, ma vuoi proprio vedere cosa c'era in quel posto, quel periodo in cui racconti in alcuni libri che io chiaramente volevo proprio vedere, no? E sono andato in quel periodo lì. In quel periodo lì c'erano solo sassi, in quel posto dove dicevano che c'era. Infatti c'è un bravissimo traduttore della Bibbia, della Bibbia del Vangelo, chiaramente, che alla fine dice le stesse cose. Guardate, là, in quel periodo là non c'era ciccia per gatti. Quindi mi ricordo che quella sera lì, stranamente, un vescovo, no? Era venuto a casa dei sogni, non so per quale motivo, era sera, era notte. Allora io, preso dall'ingenuità, ho detto, li devo avvisare che stanno andando in giro a dire tante belle fantasie. Mi ricordo che l'ho avvicinato e gli ho raccontato questa cosa. E come è andata a finire? È andata a finire che mi ha riso in faccia e mi ha detto, guarda figliola, noi queste cose qua le sappiamo già. Non è che dici tante cose nuove. Poi mi è successo un'altra volta quando ve l'ho spiegato in astrale, sono andato sulla Luna e ho visto che lì sono su da 300 anni quei campi di concentramento, no? Quindi, perché ci sono qualcuni che mi dicono, ma perché non lo chiami Yahshua e roba del genere? Signori, io non dico che qualcuno è caduto a seggiolone a piccolino, non dico che bisogna ascoltare quel brevissimo traduttore delle Bibbie, però l'esperienza personale che io ho avuto, no? È che le uniche poche volte che mi hanno fatto cercare come si suol dire, questo signore qua che doveva salvare l'umanità, io ho visto solo sassi, pietre, robe del genere. In più mi ricordo una volta che sono stato preso, ero su un percorso vita e sono stato preso da un gruppo e da un LIM, no? Da un comando e da un LIM, no? Mi hanno massacrato per una settimana, io stavo lì, no? E chiaramente quando mi massacravano uscivo dal corpo, no? E quando uscivo dal corpo arrivava un avatar che io l'ho sempre chiamato scimmietta arancione, e chiaramente dalle legnate io pensavo, speravo di morire, chiaramente, no? E quando arrivava sto avatar io gli dicevo, senti, ma io devo andare a parlare con Joshua, no? Gesù, no? E l'avatar mi dice, guarda che Joshua sono me. Mi dicevo, sono io. E allora guardavo e dicevo, no, no, io voglio quello là che incrocia a destra e a sinistra, che salva i miei peccati. Dice, lascia stare, sono io. Quindi, certo, questi qui sono racconti di fantasia, che il vostro marido sapete che vi piace scherzare, però, cari miei, ha ragione quel traduttore, che è bravissimo, che traduce la Bibbia. Le mie esperienze personali sono così, cioè ogni volta che mi ha portato il capitano delle Alpini di Torino a vedere cosa succedeva 2000 anni fa, io ho trovato sassi. Tra l'altro spiegavo queste cose qui a una mia committente anni fa, 15 anni fa circa. E lei era andata in pellegrinaggio, penso a Nazareth, no? E allora gli raccontava al taxista le cose che gli avevo raccontato io, no? O a Betlemme, non mi ricordo più una delle due città. E morale della favola, il taxista, che era ebreo, israeliano, cos'era poi, che sapeva anche un po' l'italiano, gli ha detto, guardate che Nazareth o Betlemme, non mi ricordo più, è stata costruita 600 anni dopo la storiella che raccontano nella Bibbia.
E lui aveva tutti gli interessi a pompare questa storia, però chi realmente ha viaggiato nel tempo e ha visto certe cose sa benissimo che 2000 anni fa, poi parliamoci chiaro, tutti gli esoteristi sanno che Roma, il suo vero nome è Saturnia, no? E quindi capite voi che il suo vero nome è sempre stato Saturnia, sempre tenuto segreto perché sapete che quando nell'antichità andavano a conquistare una città, la prima cosa che il nemico faceva era andare a conquistare il genio, no? Non ne fregava niente di tutto il resto, ma andavano a cercare gli oracoli, gli esoteristi, i maghi, chiamateli poi come volete, per andare a cercare il genio. E guarda un po', Roma come genio aveva Saturno. Quindi, cari miei, oh, questi sono appunti fantasia, potete prenderli come se avessi bevuto un grappino. Comunque, così la storia. Bene, grazie cari amici e alla prossima, ciao.